Oggi parliamo di Ordine dei Medici. L'Ordine dei Medici non è dei medici, è per i cittadini e regola i medici. Sigla. Cari telespettatori, l'Ordine dei Medici regola l'attività dei medici, che è un'attività molto delicata, perché la salute è uno dei beni essenziali della vita umana. A che cosa serve quindi l'Ordine dei Medici? Questa sera ho tra gli ospiti il Presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, il Professor Paolo Simioni, che ringrazio di essere qui. Grazie. Il Dottor Giovanni Carretta, che è il segretario dell'Ordine dei Medici, poi ci dirà che cos'è il segretario, perché non è che fa il segretario, è il segretario dell'Ordine, ma non fa attività di segreteria, e una delegata della Commissione Giovani dell'Ordine dei Medici, che è la dottoressa Maraffon, sì, e che, come vedete, è una gran bella ragazza. Paolo, grazie di essere qui. Dovrai spiegarci, l'Ordine dei Medici regolamenta l'attività del medico, tiene gli elenchi, ma a che cosa serve? I cittadini con l'Ordine dei Medici hanno un rapporto diretto, se vogliono, bisogna che lo conoscano però. Certamente, grazie ancora dell'invito, veramente anche perché questo dà proprio la possibilità di spiegare alcuni aspetti particolari e proprio credo che il titolo della trasmissione sia veramente appropriato in questo senso. L'Ordine dei Medici di fatto è un ordine che nasce per tutelare la salute del cittadino, quindi il cittadino viene messo al centro dell'azione dell'Ordine dei Medici e ovviamente l'altro aspetto è quello della tutela della professione, quindi garantire la qualità della professione che deve essere espressa ovviamente al massimo dei livelli. Ma certamente il cittadino è al centro dell'attenzione dell'Ordine dei Medici e quindi l'azione dell'Ordine deve essere proprio mirata a difendere, a tutelare in qualche modo, a fare in modo che il cittadino possa ricevere il meglio di quello che si può oggi pensare o definire come appunto professione in ambito medico, e quindi è un ruolo, diciamo, di grande attenzione, di grande delicatezza da questo punto di vista. Quanti medici gestisce l'Ordine di Padova? Beh, l'Ordine dei Medici di Padova è uno degli ordini più grandi d'Italia. Medici odontoiatri? È certamente l'ordine più grande, dei medici odontoiatri più grandi del nord-est, ed è al 10° posto nella classifica come grandezza degli ordini dei medici in Italia. Quindi è un ordine dei medici piuttosto grande, ci sono circa 6.500 medici, 1 migliaio di colleghi odontoiatri che ne fanno parte, e tra questi appunto esistono i cosiddetti doppi iscritti, 5 o 600 che hanno sia l'iscrizione all'albo medici che all'albo odontoiatri. Uno dei compiti proprio dell'ordine dei medici è quello di tenere diciamo in regola, tra virgolette, per questi albi, l'albo appunto dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che sono 2 albi separati che poi afferiscono a 2 commissioni, diciamo, separate. Quindi tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici e degli odontoiatri sono regolarmente laureati, regolarmente autorizzati a svolgere la professione e sorvegliati, diciamo, da questo ente. Diciamo che per svolgere la professione di medico o di odontoiatria è necessaria l'iscrizione appunto a questi albi reciprocamente, e questo garantisce, diciamo, il fatto che questi colleghi possano in qualche modo a tutti gli effetti esercitare la loro professione sia in ambito medico che odontoiatrico. L'Ordine dei Medici ha una commissione ordinistica, un consiglio. Sì, l'ordine, diciamo, come organo direttivo ha proprio un consiglio direttivo che è costituito da 15 medici e da 2 odontoiatri, quindi siamo in 17 fondamentalmente. Nel contesto di questo organo poi c'è un diciamo esecutivo che è costituito da 5 colleghi, appunto, tra cui il presidente e il vicepresidente, il tesoriere, il segretario e poi il presidente della commissione albo odontoiatri. Chiedo
chiedo scusa, passo al segretario, il dottor Giovanni Carretta, è un direttore sanitario di mestiere personale, no? Quindi è un medico. Direzione medica. Direzione medica, quindi è un medico che ha compiti igienico-organizzativi, manageriali, diciamo. Cosa fa invece il segretario nell'Ordine dei Medici? Non fa un lavoro da segretario, è un nome un po' strano questo. No, si tratta di una funzione particolare molto impegnativa. Presso l'Ordine abbiamo attualmente 6 dipendenti, persone molto competenti e preparate che hanno sviluppato nel tempo una loro specificità professionale che è al servizio degli iscritti. Il lavoro degli uffici richiede comunque un coordinamento delle attività e insieme alla gestione degli albi sono fondamentalmente il nucleo dell'attività che svolge il segretario. Quindi poi c'è tutta la parte, sorvegliare anche l'attività amministrativa, gestionale, eccetera. Sì. E quindi è importante. E ora abbiamo la dottoressa Martina Maraffon, che è una gradevole sorpresa per questa trasmissione, perché rappresenta una commissione particolare, quella la commissione per i medici giovani. Presidente, quanti sono i medici giovani dell'Ordine? Questa è una commissione particolarmente importante, devo dire. Tra gli punti importanti che noi abbiamo posto come grande attenzione da parte di questa consigliatura c'è proprio il problema giovani, perché noi riteniamo che sia estremamente importante investire soprattutto in questa prima parte della professione. Bisogna essere molto attenti, perché è qui che praticamente si vede, si formano in qualche modo quelli che saranno poi i professionisti del domani, quindi la formazione, diciamo, a tutto campo, non solo quella che, diciamo, l'università ha dato in maniera egregia, chiaramente col corso di laurea, poi con le specializzazioni, ma anche proprio la formazione come medico, inteso come professionista medico, deve essere monitorata in maniera molto particolare in questa fase. Quindi io dico sempre ai colleghi che non possiamo permetterci di perdere di vista nessuno dei colleghi giovani, e quindi da questo punto di vista qui abbiamo caricato di grande importanza questa commissione, che è costituita, adesso lo dirà la dottoressa Maraffon, da alcuni colleghi giovani, e che appunto hanno posto anche in essere uno strumento che secondo me ha grande impatto, ma ne sentirete parlare appunto dalla dottoressa, che è un osservatorio. Ma vorrei passare la parola alla dottoressa Maraffon, proprio perché lo spiega. Dottoressa Martina Maraffon, allora, rappresenta la Commissione Medici Giovani, under 35 diciamo. Sì. Quanti siete? Allora, come commissione, come componente ordinistica siamo 3 colleghe, sì, la dottoressa Zanonato, la dottoressa Gallea, la sottoscritta, sì, e un membro al di fuori del consiglio direttivo che è la dottoressa Scibetta, che è un'odontoiatra. In realtà la nostra è un'attività di integrazione e di proposta al consiglio direttivo, in modo da rendere pratici ed effettivi delle problematiche e dei suggerimenti che ci arrivano dei nostri iscritti, medici e odontoiatri, che, come ha detto il Presidente, sono circa 1300 sotto i 35 anni di età. Come fare a tradurre le problematiche e i suggerimenti dei nostri iscritti in attività pratiche, in consigli e in suggerimenti? Cercare di valorizzare la professione attraverso l'attenzione in un processo di formazione e di inizio lavoro. Il medico deve passare necessariamente attraverso 3 specifiche: quella del sapere, che inizia dall'università, quella del saper fare, che inizia sì dall'università ma poi deve essere necessariamente proseguita con l'attività lavorativa o con i percorsi di formazione post lauream, e poi c'è l'attività forse più importante, e anche questa non si smette mai di imparare, è quella del saper essere. L'attenzione del consiglio direttivo verso i giovani, dando supporto importantissimo alla Commissione, è proprio rivolto all'accoglimento dei colleghi in questo tipo di percorso. Nella pratica cosa facciamo? Fondamentalmente teniamo questo canale aperto, questo filo aperto con i giovani, con i nostri iscritti, attraverso fondamentalmente il nostro sito, le nostre mail, la nostra disponibilità personale, e poi andiamo ad agire con 2 filoni di attività: quello formativo
e adesso verrà proposta a breve un ciclo di incontri di tipo scientifico nel quale mettiamo il paziente al centro, il cittadino al centro e intorno alla patologia, di volta in volta verrà discussa e approfondita una patologia, andremo a capire tutti insieme, medici di medicina generale, medici ospedalieri, medici specialisti operanti in altre sedi, come il percorso di patologia, di diagnosi, di cura e di controllo deve essere gestito in sinergia tra i medici dei vari setting, dei vari ambienti. Ci sono altre attività di tipo formativo che andranno in essere nei prossimi mesi in collaborazione con associazioni e quindi ci apriamo anche a quel mondo. E poi, come anticipava il professor Simioni, il nostro presidente, vogliamo mettere un focus specifico, un'ottica verso quelli che sono i movimenti dei giovani, dalla formazione all'inizio lavoro. A dicembre del 2015 abbiamo istituito un osservatorio giovani medici e odontoiatri appunto per capire quale sia l'attuale stato di formazione e l'attuale stato di impiego. È un obiettivo, un progetto, se vogliamo, anche ambizioso, in quanto vogliamo fondamentalmente fotografare lo stato attuale e andare a proporre, non certo noi ridefinire, ma andare a confrontarci con gli enti, con altri enti e con altre istituzioni per definire quale sia in pratica il fabbisogno reale dei medici nei vari setting e nelle varie specialità. Quanto incide nelle vostre preoccupazioni il problema dei medici disoccupati? Assolutamente, è importante, è una realtà che deve emergere, nel senso che anche con i nostri contatti, con le nostre vie, con i nostri fili diretti, a volte riusciamo con maggior forza a raggiungere gli specializzandi o gli specialisti, i corsisti che sono i colleghi che frequentano la scuola per diventare medici di famiglia o i medici di famiglia, ma non riusciamo a C'è una massa che sfugge, che non esattamente aderenti e recettivi nei confronti di questi colleghi, in cui solo una minima parte hanno deciso di non proseguire con altre forme di studi post lauream, ma la maggior parte si sta adoperando o continua ad adoperarsi per intraprendere un percorso di studi post lauream. Quindi significa ancora dilatare di più il momento in cui possono uscire dal nido, perché ancora sono legati purtroppo a una famiglia di origine, perché non hanno reddito. Sì, e c'è anche un altro problema, cioè non è solo un problema di disoccupazione, è un problema anche di maloccupazione. Questi sono ragazzi molto preparati, oggi escono dei ragazzi piuttosto preparati dall'università o dalle specialistiche ed è molto importante anche che trovino un percorso, una via ottimale per la loro preparazione, anche diciamo a volte quel limbo che un po' tutti nella vita abbiamo trascorso, però deve essere un qualcosa che deve essere in qualche modo propedeutico a una professione che merita appunto di espletarsi nel migliore dei modi. C'è un problema però, c'è un problema che noi vediamo che tra qualche anno avremo pochi specialisti perché gli accessi alla specialità sono contingentati e invece le necessità sono maggiori, vero professore? Sì, ci sono delle valutazioni che devono essere fatte, allora questo ci permette anche forse di fare delle altre valutazioni un momentino più ampie e anche su quello che vogliamo sia per il futuro nostro modello di sanità, perché quello che sta capitando è che c'è un'evoluzione continua e non c'è un'idea ben precisa probabilmente ancora di dove questa evoluzione dovrà o ci porterà, e quindi credo che sia molto importante in questa fase qui un dibattito ampio, aperto, un po' tra tutti i vari attori, quindi oggi abbiamo delle grosse componenti culturali in ambito territoriale, in ambito ospedaliero, in ambito universitario che devono confrontarsi secondo me in maniera molto diretta su quello che vogliamo sia il futuro della sanità, il nostro modello di sanità, anche il nostro modello padovano, perché senza fare dei discorsi troppo ampi, però noi abbiamo comunque uno sviluppo della nostra città per quanto riguarda la sanità che deve essere tracciato e definito in maniera ancora diciamo precisa e peculiare, quindi credo che questo sia un dibattito che vada affrontato e anche in questo contesto proprio quelle che sono le necessità
per il domani, e quindi oggi i medici giovani di oggi, quello che dovranno in qualche modo affrontare nel domani, deve essere in qualche modo collegato, e anche quindi la previsione di quello di cui abbiamo bisogno oggi per quello che vogliamo sia la sanità del nostro domani, anche nel nostro contesto padovano, credo che debba essere discusso con grande attenzione. Credo che sia veramente importante l'integrazione di tutte queste componenti che oggi sono presenti e che necessitano un coordinamento maggiore probabilmente rispetto a quello che abbiamo avuto finora. Giovanni Carretta, come direzione medica dell'azienda ULSS territoriale, quanto bisognerà migliorare la preparazione e creare i nuovi, diciamo, specialisti particolari per la medicina del territorio, per la post-degenza che torna nel territorio, perché attualmente c'è un po' un gap tra la grande specialità ospedaliera e la medicina del territorio, che in qualche maniera è affidata a dei medici generalisti molto bravi, che però devono anche fare il salto di qualità, avere della gente che possa fare le post-cure sul territorio. Sì, no, c'è tutto un modello organizzativo che deve essere sicuramente così aggiornato. Ecco, tengo a specificare che io lavoro in azienda ospedaliera, non in azienda territoriale, ma non cambia la questione, nel senso che i problemi alla fine sono sicuramente, direi che a Padova il modello territoriale è stato sviluppato ampiamente, molto bene, sì, in maniera assolutamente eccellente, rappresenta sia nel Veneto che a livello nazionale un punto di riferimento straordinario, con tutta una serie di iniziative che sicuramente sono molto importanti. Però io preferirei rimanere sull'ambito ordinistico sì, nel senso che il concetto che ha espresso il Presidente all'inizio è sicuramente fondamentale, cioè quello di far capire soprattutto ai cittadini, che è un grandissimo interlocutore per l'ordine, deve esserlo, che l'ordine non è il sindacato dei medici. Non è un sindacato dei medici e svolge delle funzioni che sono a tutela della professione con la P maiuscola, il cittadino, e del cittadino stesso. Che vuole sapere qualche cosa e vuole esternare i suoi problemi, con l'ordine come fa ad avere contatti? Gli uffici hanno degli orari di apertura che sono riportati anche, voglio dire, sulle pagine gialle, sono disponibili, ci sono internet, anche nel sito internet, quindi sono facilmente accessibili. Esistono tutta una serie di funzioni che vengono svolte dall'ordine proprio per dare delle risposte ai cittadini. I quali una camera di chiedono conciliazione per poter risolvere i problemi? Sì, spesso i cittadini si rivolgono all'ordine per avere delle indicazioni in linea di massima, o alle volte può capitare che magari si lamentano di qualche, diciamo così, dal loro punto di vista di servizio. E in questo l'ordine ha un ruolo molto importante, perché comunque il Presidente presiede comunque la commissione Albo Medici, che valuta se ci sono da un punto di vista deontologico delle anomalie di comportamento che sono meritevoli di essere prese in considerazione, per cui si cerca sempre di dare una risposta ai cittadini, valutando con cura quelli che sono gli aspetti anche disciplinari, qualora se ne fosse bisogno. L'ordine è un ente pubblico che ha delle competenze molto vaste, che è molto complesso, che però è aperto al cittadino. E il cittadino troverà nell'ordine delle risposte, perché voi seguite la formazione, la qualità e la immissione in servizio in pratica anche dei giovani, però in realtà voi tutelate il cittadino nei riguardi delle deviazioni, diciamo, dalla normalità, e tutelate il cittadino dando dei medici che siano di una qualità ottimale, giusto? Sì, devo dire che questo ordine è un ordine che ha una tradizione, una storia molto importante, e siamo anche fortunati nel senso che veramente la qualità dei colleghi espressa, diciamo, è veramente altissima. Ciò nonostante, come diceva il segretario, ci possono essere comunque delle difficoltà, e l'ordine è proprio presente, l'ordine è in mezzo ai cittadini, che non mi piace dire questo, perché è così, ed è veramente aperto, come diceva il dottor Carretta, a eventuali problematiche che dovessero insorgere.
proprio a tutela del cittadino e della qualità della professione espressa dai colleghi, che ripeto è espressa ad altissimo livello, e quindi siamo fortunati da questo punto di vista, nel senso che veramente abbiamo una qualità, è una sede veramente, una scuola molto importante, una tradizione molto importante. A maggior ragione comunque per comunicare ed essere ancora più vicini ai cittadini abbiamo adesso in programma una serie di iniziative di apertura proprio ai cittadini, con dei convegni che proprio apriremo alla cittadinanza, dove cercheremo di essere ancora più vicini alla cittadinanza per quanto riguarda appunto questi aspetti specifici. Allora, devo ringraziare i rappresentanti dell'Ordine, il Presidente, il Professor Paolo Simioni, il Dottor Giovanni Carretta, che è segretario con competenze organizzative, manageriali, e la Dottoressa Marafon, che rappresenta la Commissione dei Giovani Medici per la loro preparazione e li segue, anche perché purtroppo c'è il grande problema anche della disoccupazione giovanile. Cari cittadini, voi sapete che nell'Ordine troverete risposta. Ora conoscete le persone giuste, rivolgetevi pure all'Ordine dei Medici e degli odontoiatri, che potrà darvi tutte le risposte. Grazie per l'attenzione, grazie ai nostri ospiti e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.